Dopo la firma di ieri che ha dato il via ai lavori di ampliamento del cimitero comunale che prevede la realizzazione di circa 300 loculi e che intende così dare una risposta sia alla carenza di posti presso la casa cimiteriale del comune di Palma di Montechiaro che all'economia della città, il sindaco ha anche annunciato l'arrivo di vari finanziamenti di diverse opere pubbliche, tra le più attese quelle della frana di Contrada Ciotta. A breve partiranno, credo, guardo l'amico mio Felice Bonardi, altri 5 cantieri, quindi preparati a viaggiare da Agrigento, perché abbiamo Chiesa Madre, Oratorio, CCR, Arena delle Rose, Pirandello, Guazelli Livatino, le Tre Rotonde e la nuova staccionata di Mariana di Palma, quindi questa amministrazione lavora in maniera solerta. Però, come mi ricorda in questo momento mio fratello, è una notizia che è arrivata poco fa, che scherzavo con l'amico mio Felice Bonardi. Il commissario di governo ha appena nominato come direttore dei lavori il mio dirigente architetto Di Vincenzo e come RUP il geometra Felice Bonardi per un lavoro storico, perché sta andando in gara finalmente la frana di Diciotta. Dopo 12 anni evitiamo di fare commenti, dopo 12 anni di peripezie, finalmente anche quel lavoro andrà in gara e finalmente quella importantissima opera, da tanto attesa come tutte queste, dalla mia comunità, vedrà finalmente l'inizio e speriamo la luce a breve. Qualcosa sulla maggioranza, Sindaco? La mia maggioranza, che colgo l'occasione per ringraziare, ma devo dirti anche l'intero Consiglio Comunale, che in maniera obiettiva, scevra da condizionamenti, nel rispetto dei ruoli chiaramente di maggioranza e di opposizione, si ha questo rapporto sereno con l'amministrazione, l'esclusivo interesse della città, ma è d'obbligo un ringraziamento particolare ai 10 consiglieri di maggioranza che in questi 2 anni non hanno mai fatto mancare il sostegno e che con assoluta lealtà e grande impegno sostengono questa amministrazione. Quindi il mio proprio ringraziamento personale e sentito a questi consiglieri comunali che non sono figli di una politica antica, ma sono figli di una politica nuova di servizio e che con il sindaco e con la giunta collaborano giorno per giorno. Intanto la città si sta preparando a un appuntamento culturale che si svolge nel mese di settembre e sono le manifestazioni settembrine che prevedono tra le tante iniziative anche il concerto della famosa cantante Anna Tatangelo per giorno 8 settembre che sarà presente a Palma di Montechiaro con il suo nuovo spettacolo La fortuna sia con te. La festa settembrina ha un programma ricco, partiremo il 4 con credo l'esibizione delle scuole di danza fino ad arrivare al 21 dove chiuderemo sempre nel ricordo di Rosario Livatino, perché per noi il mese di settembre è un mese particolare, è sia il mese dei festeggiamenti della Madonna del Rosario ma anche il ricordo di 2 grossissime perdite che per noi sono 2 ferite indelebili, che è il nostro vigile Giovanni Fazio e Rosario Livatino. E quindi chiuderemo questo panorama, diciamo, da un lato di festa e di religione, ma chiuderemo con il ricordo importantissimo di 2 eroi della nostra comunità. Poi il 22 invece, a parte, avremo una festa di quartiere al Villaggio Giordano, il momento clou, senza nulla togliere a tutti gli spettacoli bellissimi che l'assessore Dorsi ha sicuramente programmato, è quello dell'8 settembre, nella quale avremo il concerto live, quindi un concerto per intero non ospitata, di Anna Tatangelo alla Scalinata. Poi diverse attività teatrali, comici, cabaret e quant'altro. Quindi un panorama ricco e invitiamo tutti i comuni vicinori e della regione a venire a visitare Palma, perché sarà un'occasione da un lato per godere del nuovo meraviglioso centro storico della nostra città che ha già ospitato il 4 luglio l'evento meraviglioso di Dolce & Gabbana, dall'altro lato si potrà godere di questi spettacoli che alleteranno le serate.